C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, bentrovati a tutti. Prima di svelarvi il modo di dire in dialetto bresciano, protagonista della nostra puntata, vi portiamo alla scoperta del lago d'Idro, grazie al gruppo escursionisti Brescia. Ecco una bella escursione sul lago d'Idro, un po' con il battello e un po' a piedi. Si parte con il battello da Crone di Idro e dopo una piacevole navigazione si sbarca al porto Camarelle di Bondone, uno dei borghi più belli d'Italia. Da qui si può salire al castello con una passeggiata di circa mezz'ora in un bosco di faggi e larici. Dopo le foto panoramiche dal maniero si può scendere a fare un bagno alla spiaggia di Baitoni, adiacente al biotopo. Da qui si prende nuovamente il battello per rientrare a Crone. Durante la traversata si ammira il famoso complesso fortificato della Rocca d'Anfo a strapiombo sul lago e che occupa una superficie di 50 ettari. Benissimo, allora adesso siamo pronti con le nostre interviste. Le mei piegas che sas. Lo saprà il popolo della Piadina romagnola? Vediamo un po'. Sara e Alessandra che sorridono ma intanto nella loro testa stanno ripassando tutte le parolacce contro il sottoscritto. No, assolutamente no. E Mantovana qualcosa magari con il nostro dialetto ci capisci e tu invece marchigiana farai un po' più fatica. Vai, questo, le. Le mei piegas che scansas. No, scansas, che scaesas, che sas. Scansas, le mei piegas che scansas. Che schesas. Dai, l'hai capita, dai Saretta che l'hai capita, dai applicati. Dai, No, È meglio, le mei piegas che schesas. Piegarsi che? Che? Scansarsi? No, che rompersi. Rompersi, che paletta. Non ho vinto niente, vero? Non ho vinto niente. Che devi vincere? Vuoi vincere qualcosa? No. Ed ora in compagnia di Loredana con alle spalle la chiesa dei Servi e il museo della città di Rimini. Hai mai visitato il museo della città? certo, 3-4 volte. E ne vale la pena? Ci sono cose interessanti? Sono molte cose interessanti, cioè l'arte stupende. Io le ho visto 4-5 anni fa, la prima volta sono rimasta belle impressionata. Bene, allora ne facciamo una piacevole promozione. Quando capitate qui a Rimini, visitate anche questo. Chissà, magari troverete la nostra, come si chiama signora? Loredana. Loredana come guida. Intanto lei Loredana oggi è interrogata e le dobbiamo fare leggere, prego che venga pure in mano, le dobbiamo far leggere questo modo di dire in dialetto bresciano, insomma un proverbio, un aforisma. Le mese pagasse che scatenasse. Io così lo leggo. Più adagino, dai che ce la può fare, più a piano. Le mei pegas che scatenasse. Non è scatenasse, è schesas. Oh. Meglio, piegarsi. Le mei pegas che scatenasse. Sì, brava, si porta a casa un 9. Ha capito qualcosa? Niente. Bello, sono soddisfazioni. No, dov'è? Signora, dobbiamo spiegarlo, vieni qua Loredana. Le mei piegasche schesasse. Insomma, in una situazione di difficoltà è meglio piegarsi piuttosto che rompersi. Come dire. Dimmi. Dai. Certo, hai ragione. Va bene, l'hai capito anche tu. Bravo, un po' ci siamo andati del lei, un po' del tuo, perché sei giovane, bella e simpatica, va bene così. Così come tutti i riminesi romagnoli. Grazie, alla prossima da Rimini, ciao.